Allora, buonasera. Innanzitutto scusate gli occhiali che il jet lag non è da Roma e basta, ma è da un tempo molto più lontano, proprio veramente un jet lag viaggio del 1979, quindi è una stanchezza felice quella che porto qui. E innanzitutto volevo ringraziare ovviamente Luca ed Enrica, che ancora non vedo, ma che so arriverà presto. Tutta la manifestazione, veramente, non la prendiate come retorica così, non devo comprare né vendere nulla. Sono felicissima di essere di nuovo in Sardegna perché io sono stata, ho una piccola chiave, una chiave segreta che ho perso ma che ho custodito in realtà nella mia memoria ed è ben depositata nella mia storia, nella mia memoria affettiva, e che è una piccola chiave che ho anni fa avuto in dono da Santo Lussurgiu, con cui ho un legame molto forte, ma che poi si è propagato a tutta la Sardegna. E insomma sono sempre molto commossa, e ogni volta c'è un'idea di avventura. Ogni volta che arrivo in Sardegna sono pronta a qualsiasi cosa, cioè so che mi può aspettare una sorpresa, un incanto, sono veramente sempre molto colpita di essere qui, quindi c'è questo momento di, diciamo, veramente sincera contentezza. Quindi questa era una premessa che tenevo molto a fare. E a maggior ragione portare quella spiaggia, quel 1979, quell'estate del 1979 qui oggi con Nino, è davvero un'esperienza incredibile. Innanzitutto l'esperienza incredibile è stata proprio quella di quelle 3 giornate. Il Festival di Castel Porziano sembrava un'estate come le altre, perché noi, innanzitutto, la storia nasce su una spiaggia. Non so chi di voi conosce Ostia Mare, Ostia Lido, e quindi, diciamo, un'apparente estate come le altre si è trasformata nella più memorabile delle estati, un po' come improvvisamente l'estate scorsa, il film tratto da Tennessee Williams, ma ovviamente con risvolti meno drammatici, con risvolti anche drammatici, tragici, come vedremo, perché lì si è consumata su quella spiaggia quello che viene chiamato poi nella storia, viene fatto passare come la Woodstock dei poeti, cioè uno spettacolo al pari di Woodstock che non è stato più ripetuto, perché per la prima volta dei poeti che in quegli anni erano abituati a confrontarsi, come oggi per esempio in questi giorni, con un pubblico già nelle piazze, già erano pronti a mettersi in scena in quelle che allora negli anni 70 erano le cantine romane del Beat 72, dell'avanguardia romana, dell'avanguardia teatrale romana, erano però abituati appunto già all'incontro col pubblico, ma con un pubblico della poesia, cioè con un pubblico che appunto andava ad ascoltare i poeti, così come chi amava l'opera andava ad ascoltare l'opera. E quindi che cosa accade? Qual è l'interruzione che porta oggi a quello che oggi avviene quasi abitualmente, per cui non c'è più un pubblico della poesia, c'è un pubblico vasto, molto più ampio, che l'idea che venne agli ideatori di questo festival fu di, scusate il termine, ma in realtà poi c'entra anche con un cibo che verrà osannato durante una delle 3 serate. Si è deciso di dare in pasto questi poeti, queste figure anche un po' aliene, un po' mitiche per alcuni, per altri irraggiungibili, a un pubblico assolutamente casuale. Che cosa accade? Che lì, su questa spiaggia, appunto, io adesso vi farò un brevissimo racconto davvero introduttivo, poi vi farò vedere qualcosa proprio per entrare tutti insieme su questa spiaggia. Che cosa succede? Che c'è questa appunto spiaggia di cui vi ho parlato, questa frazione litoranea di Roma, che è tra l'altro vicino a Ostia Antica, quindi è già un luogo arcaico, no? Un luogo di scavi, addirittura sappiamo che la città antica di Ostia è con Pompei il sito archeologico più grande del pianeta, quindi è veramente uno scenario incredibile. E c'era una spiaggia, c'è tuttora una spiaggia, che era allora una spiaggia, come si chiamava, libera, come le radio libere, una spiaggia libera di Castel, era libera, e anche questa era libera in realtà, la spiaggia di allora, la più grande tra l'altro d'Europa, la spiaggia di Castel Porziano.
era allora considerata la spiaggia libera più grande d'Europa. Ora la chiamano ancora spiaggia libera, ma allora lo fu davvero in maniera anche molto rischiosa e vedremo perché. In quella spiaggia, in quella fila di cancelli, i famosi 8 cancelli, che cosa accade? Ovviamente quelle 3 giornate, 20, 28, 27, anch'io ma dimentico sempre perché mi anticipo 28, 29 e 30 giugno del 79, una gran parte dei bagnanti, dei turisti, dei bagnanti romani va appunto sulle spiagge, c'erano già gli stabilimenti e prende il sole e fanno le sue giornate di mare. Accanto, appunto, in uno di questi cancelli scelti probabilmente in una della parte della spiaggia più libera, viene appunto messo in scena questo grande spettacolo, il più grande spettacolo di poesia appunto mai visto. Vi leggo proprio qualcosa. La spiaggia terra di bagnanti, dei ragazzi romani, delle borgate. Non dimentichiamo che pochi anni prima all'idroscalo di Ostia veniva ucciso Pierpaolo Pasolini, quindi un'ombra era sempre presente, no? Questa figura era sicuramente, aveva anche, forse messo anche in dubbio se proprio mettere in scena ad Ostia questo spettacolo, poi dubbi assolutamente superati da quello che allora venne definito il più artista dei politici, il più politico degli artisti, che era Renato Nicolini, assessore in quegli anni a Roma, assessore alla cultura e ideatore di quella che poi viene chiamata la grande estate romana, no? L'estate romana cultura è un evento molto importante, insomma. Ma allora appunto questa idea di dedicare l'estate a Roma e dedicare Roma all'estate, intesa come Roma all'arte, l'arte a Roma, fu una cosa, la cultura a Roma, e Roma la cultura fu un'idea appunto di Renato Nicolini. E dicevamo, questa spiaggia che allora era occupata dai ragazzi romani delle borgate che arrivavano in autostop, che arrivava in 500, dove nel 70 era stato girato anche un film, Ostia, che era la storia dei fratelli Rabino e Bandiera con la regia di Sergio Citti, e che aveva ancora alle spalle, appunto abbiamo detto, le rovine del doloroso delitto Pasolini. Viene appunto in quell'estate viene fondata quella che appunto è stata definita da Simone Carella, che è stato insieme a Ulisse Benedetti e a Franco Cordelli l'ideatore, il regista, il deus ex machina di questo evento, la cattedrale di versi sul mare. Quindi noi immaginiamo questa nascita, che è anche molto divertente e ascolteremo perché, di questa appunto cattedrale, cioè di questo monumento della poesia fragile su questa sabbia. Il più grande spettacolo di poesia, il primo festival internazionale dei poeti. L'ideazione, dicevamo, era di Simone Carella, Ulisse Benedetti e Mario Romano, anche Franco Cordelli, che appartenevano a quella stagione appunto di cui vi accennavo prima, dell'avanguardia teatrale romana, e che decidono insieme di appunto dedicare di mettere in scena questo spettacolo. Questa idea, dice Renato Nicolini in un'intervista, del raduno dei poeti piacque molto a Nicolini, e lui spiega per le contraddizioni, perché un raduno di massa e di poesia, cioè com'è possibile conciliare un raduno di massa di un pubblico casuale che è venuto sulla spiaggia pensando di trovare un concerto, di assistere a uno spettacolo, appunto a un grande concerto rock, e di metterlo in relazione invece a delle figure spesso timide, appartate, defilate, molto complicate, come il corpo del poeta, che anche non era neanche immaginato da molti, neanche si pensava che fosse il poeta era il trombone, no? Che si studiava a scuola malvolentieri. Immaginare di averlo lì e di poterlo giudicare in qualche modo, perché quello poi divenne, e lo vedremo, una grande arena di giudizi in cui si scontrarono pubblico e poesia, e poeti, cioè si misero veramente in gara la resistenza dei poeti e la resistenza del pubblico, fu portato appunto a delle conseguenze anche estreme, e vedremo, rocambolesche, spettacolari.
Ovviamente la prima cosa che ci si chiede è: può un festival di poesia, come lo immaginiamo oggi, diventare allora un rito collettivo, no? Aperto a tutti, una festa iniziatica, il più grande esperimento umanistico in fondo di allora legato alla poesia, un fenomeno che diciamo al pari del raduno rock di Woodstock. Immaginiamo questa piccola cittadina rurale di Woodstock e la grande spiaggia di Castelporziano allo specchio. Quindi se nel 69 a Woodstock si cantava With a Little Help from My Friend, nel 79 i Pink Floyd, per esempio, spingevano i giovani a fare ancora di più, another brick in the wall, no? E in Italia, appunto ad Ostia, in quegli anni, Patti Bravo cantava Autostop. Un clima quindi molto, molto incandescente e anche un po' rovinoso. Non dimentichiamo che l'anno prima, il 78, è stato l'anno, sappiamo, della ovviamente senza entrare adesso nella drammaticità di quegli anni. E la cosa adesso, questo era un po' l'atmosfera iniziale. Come venne pensato effettivamente poi questo festival, dalle tante interviste che negli anni, dai racconti che ho collaborato con Simone Carella, quindi ho ascoltato sia ufficialmente che anche nelle cene o negli incontri così colloquiali come stasera, quante volte mi racconto di come venne organizzato, perché venne pensato per un motivo che abbiamo appunto anche adesso detto, insomma, quindi mettere i poeti alla prova e metterli finalmente liberarli dai gangli di una esclusività che ormai aveva annoiato probabilmente anche gli stessi poeti. Accettarono tutti, molti, insomma, degli italiani, perché ripetiamo, fu un festival internazionale diviso in 3 serate. La prima serata ci furono i poeti italiani, la seconda i poeti europei e la terza i poeti americani. La primissimo desiderio, perché tutto nasce sempre da un desiderio, il primo desiderio fu quello di Simone Carella di conoscere, incontrare quello che poteva come spirito, immaginiamo di trovare che Simone Carella cercasse uno spirito affine, no? Allora lui pensò che forse soltanto la Beat Generation americana poteva muovere, no? Diciamo, l'interesse, la sensibilità, l'impulsività, l'immaginazione, l'immaginario di molti degli ospiti della spiaggia, che appunto non si immaginava sarebbero arrivati 3.000, arrivarono 30.000 persone sulla spiaggia, fu un evento veramente incredibile da questo punto di vista. Quindi nasce dal desiderio di Simone di incontrare, di portare gli americani sulla spiaggia, gli americani, di riportarli in qualche modo sulla spiaggia di Roma, in questo senso, e sulla spiaggia di Ostia, per uno sbarco assolutamente diverso. E come si organizzarono però? Come fare a invitare i più grandi poeti europei? Perché là nacquero o c'erano già nomi molto noti, a parte i russi e gli americani famosi, i russi e gli americani, cioè Ginsberg e Evtushenko per esempio, quindi grandi nomi già allora conosciuti. Gli europei forse un po' meno, ma ad esempio un Eric Fried, scusate la pronuncia terrificante, non tedesca, Fried, era allora e poi è diventato già allora era un famoso poeta tedesco e poi lo è diventato sempre di più. Gli italiani erano meno conosciuti, però c'erano nomi come Valentino Zaiken, insomma nomi che poi, una vedremo Dacia Maraini, timidissima, che non era affatto una poetessa, fu invitata, coinvolta perché era un nome, perché ovviamente serviva anche questo, che poi si rinunciò immediatamente appena si rese conto che era di fronte a un pubblico che era già in parte mediatico, in parte era quello dei ragazzi, degli indiani, diciamo, metropolitani, quelli che venivano chiamati indiani metropolitani, ragazzi, anche molti erano proprio tra l'altro di Ostia. Come la organizzano? Innanzitutto i fondi, perché come sempre già anche allora ci fu il problema di come trovare i soldi per organizzare questo festival. La cosa, forse una delle cose più divertenti in assoluto è proprio come trovarono i soldi, perché una parte venne stanziata dall'assessorato, che con questo giovane politico, artista, che ovviamente ne aveva, ma non ne aveva tanti a sufficienza da poter invitare addirittura Gregory Corso, Allen Ginsberg, Orlowski, Burroughs. Era quasi impossibile pensare di poter sostenere solo con quei fondi. Allora si cominciarono, e questo è poi l'aspetto sociologico, storico, culturale più interessante di costume, e non solo legato alla poesia, che diventò poi un pretesto, vedremo perché,
diventò un pretesto per mettere in scena qualcos'altro, perché dovettero coinvolgere militanti, i collettivi femministi, militanti delle associazioni che facevano volontariato. Ora poi vi farò vedere questo libro dove sono coinvolti veramente personaggi che poi sono probabilmente anche scomparsi. Vennero coinvolti privati, tutti concorsero per finanziare questo festival. Ovviamente il motivo principale l'attrazione erano gli americani, per cui agli americani, appena sentirono che poteva esserci Ginsberg, subito i soldi iniziarono a uscire fuori, e le donne del collettivo femminista, uno in particolare, Anna Antonelli, racconta che giravano queste ragazze con gli abiti lunghi, con delle sacchette, con dentro i dollari, perché dovevano poi ovviamente darli, chissà poi dove li custodivano, dove li tenevano sotto i letti. Ecco, a proposito, dove dormono questi poeti? Sulla spiaggia? No, sulla spiaggia non possono dormire i poeti, perché sulla spiaggia dormono sdraiati, dentro le tende, accampati, migliaia e migliaia, sotto il palco, migliaia di giovani, migliaia di persone. E i poeti dove vanno? Se non oltre a essere fermi sul palco e aspettare il loro turno, e vedremo in che modo, caotico, assolutamente imprevedibile. Dove dormono? Riuscirono a trovare una casa, un istituto alberghiero che era completamente disabitato, era dismesso da tempo, e lo occuparono effettivamente, cioè pensarono che quella grande struttura alberghiera che aveva soltanto i letti, proprio le brandine, non aveva nemmeno le lenzuola, non c'era nulla. In poco tempo riuscirono a portare le lenzuola, come oggi, le tovaglie, ovviamente da tutta una comunità che si strinse intorno a questa euforia, per cui arrivarono improvvisamente lenzuola, arrivarono caffè, arrivano bottigliette di Coca-Cola. E questa cosa delle bottigliette di Coca-Cola è divertentissimo, perché le bottigliette di Coca-Cola andavano bene per un Ginsberg, che ovviamente forse non ne ha neanche bevuta, perché penso che bevesse altro, preferisse bere altro. Le bottigliette di Coca-Cola divennero uno dei casi, soltanto uno, ve ne racconto solo uno, di questo incredibile festival che trascende e ha a che fare con la poesia, perché ovviamente la cosa più divertente fu quando uno degli organizzatori, Ulisse, venne avvicinato da Evtushenko. Ulisse si aspettava che Evtushenko chiedesse: ma come ci organizziamo allora ai miei tempi, quanto spazio ho per leggere? No, Evtushenko si avvicina a Ulisse e gli chiede: posso avere una bottiglietta di Coca-Cola? Posso bere finalmente della Coca-Cola? E fu divertentissimo, perché andarono a comprare cassette di Coca-Cola per i russi. Non credo che fosse uno sponsor la stessa Coca-Cola, quindi loro sponsor ovviamente ne avevano a disposizione proprio. Ne avevano cassette come sponsor, ovviamente uno sponsor plateale, cioè anche paradossale, perché chiama il governo russo proprio in persona, chiamano dall'Unione Sovietica, e ovviamente intimano assolutamente agli organizzatori di non far bere i loro poeti Coca-Cola, cosa che ovviamente, proibizionismo proprio di casa, improvvisato, scatenò invece il desiderio folle dei russi, per cui si nascosero sotto il letto queste Coca-Cola, se le portarono via nascondendole. Cioè ci furono anche questi aneddoti divertentissimi, questi racconti di una storia che adesso ci fa sorridere, che allora era vibrante, ancora diceva qualcosa, no? Di quel mondo che stava tramontando e che in parte falliva, in parte sopravviveva assolutamente, e che è ancora fra noi. E adesso io arrivo, anche perché altrimenti non avete l'idea di quello che sto dicendo, che sono dei frammenti, quindi vorrei intanto farvi vedere qualcosa. Io adesso ho portato questo film, allora, di Castel Porziano, di questo evento c'è un solo documento, che è questo, c'è un solo documento visivo ovviamente, fotografie, ovviamente ce ne sono, testimonianze di vario genere, anche perché veramente su un pubblico così basso, e il fatto che abbiano partecipato
200 poeti, artisti, non solo poeti, molti di loro. C'è un giovanissimo Osvaldo Soriano, oggi conosciuto come uno scrittore importante, noto al pubblico, ma allora era un poeta esordiente che non è mai diventato poeta, cioè accaddero anche cose plateali di persone che provarono forse a essere poeta per una notte e poi non divennero mai poeti. E c'erano invece i poeti laureati, quelli che vengono chiamati grandi poeti, appunto italiani. Forse non vi diranno o vi diranno questi nomi, ma c'era parte dell'avanguardia del gruppo 63, c'era Elio Pagliarani, c'era la grande Amelia Rosselli, quindi c'erano già dei nomi molto, molto importanti. Però ecco, accade qualcosa che, un grande esperimento che poi porterà. Allora, dicevo, di queste 3 giornate c'è un documento che è un film di un tedesco, di un regista tedesco, Andrea Andermann, che quelle sere registrò, insomma, fece le sue riprese in parte nascoste all'alba. Ci sono anche dei materiali che non sono montati in questo film, che dura un'ora circa, ovviamente non ve lo facciamo vedere stasera, anche se è un film, un giorno al cinema si potrà forse anche vedere come film effettivo di un'epoca. Ci sono proprio delle parti che adesso vi trovo, e dicevo c'è soltanto questo documento, del resto dei documenti parlerà il nostro Nino. Ecco, ci sono dei personaggi che, ragazzi, scusate, vi dico ragazzi perché pensavo ai ragazzi di allora. Voi vedrete, molti di voi allora, insomma, siete tutti giovani. Io, per esempio, quando dicevo io c'ero perché ero molto piccola, mio padre era un poeta, è stato un poeta, è un poeta, anche se insomma, non c'è fisicamente, ma è un poeta che venne invitato, stranamente all'ultimo, anche se non era nel programma, nella grande lista di questi nomi, venne invitato. Noi partimmo con questa macchina che non guidava mio padre, perché mio padre non guidava neanche mia madre. Io ero molto piccola, non vi dico adesso, così vi ho svelato ovviamente il fatto di avere più di una certa età. Avevo 5 anni, nel 78, e in questa macchina partimmo con questa macchina, adesso non ricordo che tipologia di macchina fosse, con un amico che all'ultimo ci portò sull'autostrada e trovammo il blocco, cioè non potemmo superare neanche metà dell'Ostiense, cioè ci fermammo molto prima della metà dell'Ostiense, perché c'era una fila chilometrica di macchine che impediva, ma questo chissà, forse nella seconda serata, ad un certo punto alle 9 di sera, in un tempo-spazio non precisato, in uno spazio temporale non precisato, questa macchina si blocca nel traffico. Mio padre ha una crisi di panico assoluta, tornammo indietro e ce ne ritornammo a casa. Mio padre rinunciò, per esempio, ad approdare a Castel Porzio. Io ricordo questo mancato arrivo, insomma, anche come uno degli shock della mia infanzia, ovviamente shock lo intendo in senso divertente, shock postumo, perché come il poeta postumo, sì. E la cosa, ecco, che adesso andiamo a vedere, altrimenti veramente prendo troppo tempo. Ci sono qui dei volti. Allora, alcuni di questi poeti ci sono ancora, sono vivi e continuano a scrivere e quindi a combattere, a lottare con noi. Altri non ci sono più, ma quello che è più interessante sono i volti delle figure, i volti, le espressioni, i segni di volti di quegli anni. Cioè ci sono delle impronte di volti, delle fisionomie, come la ragazza che vedremo adesso, che sono sicura voi intravedete forse, ma non è stata più protagonista, se non forse nelle commedie, nelle prese in giro televisive, e qui invece ha un posto centrale. Questa ragazza si chiama, passa la storia come la ragazza Cioè, una ragazza in maglietta bianca che nel bel mezzo di una lettura, che come vedrete adesso vi faccio ascoltare e vedere, è già caotica, interviene in questo modo. Questi erano gli estemporanei,
sta parlando di Dario Bellezza che è dietro col cappello bianco. Non sarò più uomo, né ibrido cercatore d'avventure, emanazioni celesti, infantili angeli di vittoria, nei miei pensieri, quando entrerà quel nulla di cui sono capace, allora sarò sazio, felice e tenero portatore di luce e di buio. Fate qualche applauso. I poeti vanno incoraggiati, ne fanno soprattutto applauditi anche se non mi piacciono le loro poesie. Non è un concerto di tutti voi. Se non dovete applaudire. Scaletta alternativa, cioè con le proposte dei poeti che venivano dal pubblico. Che venivano dal pubblico, come quella, scusami, come quella a fanculo di prima, non è semplicemente uno sfregio, diciamo, di uno del pubblico, ma era un personaggio intermedio, Aldo Piromalli, che era una figura di bohemienne che quasi mediava, no, fra il pubblico e i poeti, era un po' pubblico e un po' poeta, che afferma con quella litania, con quella ripetizione, una protesta, un atto di interruzione appunto sia della liturgia, no, classica dei poeti che devono essere ascoltati per forza e applauditi per forza dal pubblico, e sia la prepotenza, l'aggressività di un pubblico che si faceva, come dicevi tu, portatore anche dispotico, no? Dittatoriale di una appunto, emozione, sensazione, credo politico. C'è chi interviene sul palco parlando del problema del collettivo, dell'organizzazione del collettivo del giorno dopo, chi invece appunto come la ragazza Cioè parla di sensazioni che non riesce neanche a esprimere a parole, che non sa, però lei sente, ecco. Messaggi politici, ci sono i messaggi di servizio, si è perso questo ragazzo, il bambino si è perso, la mamma lo sta cercando, il cane ha morso un microfono perennemente aperto e senza che ci fosse realmente qualcuno che lo gestisse, che lo regolasse. Questo in qualche modo, diciamo, ricorda il perché noi eravamo interessati a quell'evento, noi intendo, noi Radio Alice che facciamo quella registrazione, era, diciamo, il desiderio di documentare un evento che come tanti altri in quel periodo richiamavano, eventi pubblici che richiamavano migliaia di persone, devo dire quasi indipendentemente dal contenuto dei personaggi presenti. E la cosa di pari importanza rispetto, diciamo, al richiamo degli artisti era l'essere presenti come pubblico, cioè il radunarsi, il riunirsi, no? C'era un bisogno di unità. Di essere presenti a qualsiasi, tutti uguali, tutti allo stesso livello, nello stesso momento, nello stesso modo, siamo tutti uguali qui su questa spiaggia. Questo era appunto, No, mi riagganciavo col discorso del microfono perché appunto come radio eravamo interessati a documentare questi eventi e poi l'idea, che ho documentato solo parzialmente, di ritrasmetterli, ma ecco, quella microfono aperto che si realizzò sul palco di Castelporziano un po' mi ricorda l'esperienza, diciamo, del microfono aperto delle radio libere veramente, no? Come dice la canzone, no? E lo era sicuramente Radio Alice, soprattutto nei primi 2 anni di esperienza radiofonica a Bologna, che era un microfono aperto nel senso, diciamo, vero di termine, cioè la redazione che si trovava Bologna, una porta sempre aperta, nessuno che controllasse gli accessi, uno si presentava col pacco di long playing in mano
e prendeva possesso del microfono. E questa era la modalità che era concessa, diciamo, da quello strumento, cioè dal microfono, no? Che era un microfono trasmesso nel caso della radio, un microfono condiviso nel caso dei palchi, quello di Castel Porziano. Oggi probabilmente possiamo interpretare, diciamo, quel bisogno individuale di espressione attraverso, diciamo, diversi canali che non sono più quelli di allora, no? La tecnologia è cambiata. Nelle riflessioni che abbiamo fatto, diciamo, su quell'esperienza radiofonica, in una certa misura anche questa del Festival di Castel Porziano, ci siamo trovati a pensare che stava già nascendo all'epoca il bisogno soggettivo di comunicare, al di là, diciamo, dei contenuti. C'era proprio un bisogno di espressione personale, che oggi ce lo ritroviamo pari pari, realizzato al 100% nelle tecnologie, diciamo, della rete, no? I social. Ma allora la rete non c'era, allora c'erano i microfoni e bisognava occuparli. E questo è quello che successe in certa misura a Castel Porziano, e soprattutto nelle prime due strade, no? Nella prima in modo particolare. Dove gli italiani, perché erano italiani, perché portavano una lingua estranea proprio alla maggioranza del pubblico che era lì. C'era solo una piccola parte, come siamo noi, ovviamente, pronta ad ascoltare la voce dei poeti, la lingua della poesia. Gli altri trovavano assolutamente offensiva quasi in parte quella lingua, no? Una lingua incomprensibile, una lingua straniante, appunto contro la quale andare. Ecco, scusate, questo è un momento invece interessantissimo, perché la meravigliosa Amelia Rosselli, che, insomma, la ragazza cioè di cui parlavamo prima, mentre continua a interagire con questi ragazzi che, tra l'altro, i bolognesi che venivano da Bologna, che erano in autostop, che hanno preso, sono saliti sul palco e impongono. Sentite che succede, guardate. Adesso accade un piccolo miracolo laico. Lei chiede ad Amelia Rosselli: ma come fai a sentire così? Non è possibile che si senta così. Caddero anche questo. Poi questo è cioè, ovviamente. Tutto integralmente.
diciamo che anche questo, anche soltanto mandandolo così, anche scorre, va bene. L'ultima cosa che volevo così, ripeto perché altrimenti sarebbe lunghissima, dovremmo passare tutta una notte a parlare, a raccontare e a vedere anche, perché poi invece c'è da ascoltare. Un altro aspetto curioso, mentre tutto questo accadeva e ancora non si sapeva cosa avrebbe prodotto i giorni seguenti, produsse questo. Adesso io ho una copertina che si è volutamente staccata dal tempo, che è la copertina di questo album incredibile che raccoglie una rassegna stampa straordinaria che uscì immediatamente. Qua ci sono delle immagini, sì, che si possono vedere, immagini di rassegne stampa del giorno dopo, addirittura quasi veramente come un evento, cosa che fu un evento epocale. Già i giornalisti erano lì già dalla notte immediatamente per scrivere recensioni, articoli di ogni genere. Qui scrissero da Lucia Annunziata, Giovane, a Corrado Augias, che credo non abbia mai più scritto qualcosa che abbia a che fare con la poesia, a firme invece ovvio, tutte le testate giornalistiche, tutte, con addirittura titoli che sono veramente ormai passati alla storia, come alcuni si possono leggere, insomma poi magari ve lo passo. Perché i poeti italiani non fanno spettacolo? Ecco, perché si chiese come mai i poeti italiani, qui si vede mentre parlo incendiarsi una petroliera, una nave italiana che provocò dei morti, che proprio in quegli anni Anderman decise di montare questa immagine ovviamente apocalittica, quasi di un incendio speculare a quello che stava accadendo sul palco. Quindi perché i poeti italiani non fanno spettacolo? Si chiedeva ad esempio Teresa Campi sull'Avanti, no? Perché? Nel senso, perché vogliono affermare una lingua della poesia, mentre gli americani hanno capito, sapevano già, venivano dalla strada, sentivano il battito, il rumore, le voci della strada le hanno riportate con quello che poi sentiremo e con quello che venne chiamato il mantra di Ginsberg, cioè questa specie di ninna nanna che cullò tutto questo pubblico inferocito e lo fece addormentare, praticamente lo placò. In rima sulla riva, ma scrissero giornali che ora alcuni non esistono neanche più. Dacia Maraini che scrive 2 o 3 cose su Castel Porziano perché lei quando sale sul palco inizia a leggere. C'era una ragazza con quella sua lingua molto precisa, chiara, no? C'era una ragazza, inizia 2 versi, iniziano a fischiarla e a insultarla e lei immediatamente rinuncia, dice avete ragione voi, la poesia non serve a nulla, io rinuncio. E poi qua si parla di Babeli, si parla di gran finale, ecco, folla e poesia un flirt mancato, perché poi ci si chiede subito cosa non è andato, chi è che, soprattutto quello che ci chiederemo sempre oggi, ma chi ha vinto, chi ha perso? Ha vinto il pubblico, hanno vinto i poeti, questo fu l'interrogativo sul quale poi tanti si sono interrogati, lo stesso Valerio Magrelli, che so che verrà qui sabato, il grande Valerio, scrisse degli articoli, scrisse un pezzo che denunciava il fallimento, la sconfitta dei poeti. Molti di noi, cioè dei poeti, non di noi, scusate, dei poeti si ritennero dei perdenti, ma per molti anni sono stati ritenuti degli sconfitti non solo dal pubblico, ma dallo spettacolo. Non era soltanto il fatto che il pubblico prendesse d'assalto il palco, impedisse, ma proprio che lo spettacolo, cioè quello che oggi chiameremo, no, il grande media, il grande circolo mediatico, avesse semplicemente vinto sulle parole, no? E c'è un gran finale, ce ne sono tante, la pagina arrivò in spiaggia, veramente è infinito questo album. E c'è quello che è l'ultimo titolo della Nazione, gran finale con crollo di palco, perché ovviamente tutto poi crollò in qualche modo, letteralmente, perché crollò questa terza serata finale, che è ancora meglio delle altre dal punto di vista, diciamo, il rapporto col pubblico, perché sia Evtushenko che gli americani riuscirono a gestire questa folla, questa massa incredibile con i loro rap, con i loro mantra, con la loro voce, con il loro mito, con il loro essere anche di presenze carismatiche. Però il palco crolla, perché era talmente tanta ormai cioè la moltitudine che era sul palco, che il palco crollò letteralmente, proprio letteralmente, e molti temettero che alcuni fossero rimasti sotto, perché si temette subito, qua ci scappa il morto, qua probabilmente molti sono scomparsi, non lo sapremo mai. Morti però non vennero registrati, la polizia non poté intervenire perché fu praticamente bloccata la stessa polizia sulle autostrade, che non sapeva più neanche, si arrese, disse
e né questa folla sulla spiaggia, perché era incontenibile. Nessuno però stava dormendo, aveva già dormito, aveva già sognato sotto quel palco, quindi il palco crollò, ma nessuno si sciolse insieme a quella serata. Ecco, io altro potremmo, ripeto, se Nino vuole dire altro. Sì, non dico solamente, diciamo, l'installazione, però prima di tutto sono, come dire, molto contento che questa storia sia stata ripercorsa, anche se è molto sintetico, da Lidia, che pur essendo io forse l'unico testimone presente in questa sede al Festival di Castelporziano, non ricordo quasi nulla, pochissime cose di quel caos indescrivibile, così come tante in realtà delle esperienze collettive di quegli anni sembrano più che altro appartenere a una dimensione onirica, almeno per quello che mi riguarda. E poi ci sono però, diciamo, le testimonianze, i documenti che riportano alla luce e alla vita quella che fu realtà, ed è una realtà che può riprendere vita in qualsiasi momento, ed è stata, diciamo, in qualche modo l'operazione che ho tentato di fare con questo materiale. Il materiale che, come vi dicevo, fu registrato ben 40 anni fa, lo registrai io stesso per Radio Alice, ma anche per una piccola produzione indipendente, ne facemmo pochissime copie su richiesta e per fortuna, diciamo, ci fu anche questa produzione separata, perché vi devo raccontare un piccolo aneddoto. Voi sapete ovviamente che Radio Alice fu chiusa dalla polizia, fu sequestrato tutto il materiale, compreso tutto l'archivio dei nastri dei programmi. Quindi se non ci fossero state le duplicazioni fatte all'epoca, diciamo, di questo materiale, sarebbe stato tutto perso, perché il materiale sequestrato dalla polizia non ci venne mai restituito alla fine di tutti i processi. Ci tornarono indietro delle scatole, noi speravamo di trovare nella scatola il nostro archivio e invece trovammo dei fiori pornografici di provenienza, diciamo, illecita degli anni 60, produzioni svedesi, e probabilmente erano oggetto di un altro sequestro. Ci siamo molto divertiti, abbiamo anche fatto una proiezione pubblica, però purtroppo abbiamo pianto, diciamo, la quantità di ore di programmazione che erano presenti nell'archivio. E invece questo materiale, registrazioni del Festival di Castelporziano registrate integralmente, quindi sono 3 giornate di festival per un totale di diverse ore di documentazione sonora. Rimasero in alcune copie, una di queste in casa mia, e l'anno scorso le ho ritirate fuori sperando di trovarci qualcosa, perché voi sapete le registrazioni magnetiche non sono così affidabili, soprattutto se le condizioni di conservazione non sono ideali. Invece le condizioni, diciamo, non erano state pessime, non erano state conservate in un luogo umido e quindi il nastro non si era attaccato. Ho trasferito tutti questi materiali, tutte queste registrazioni in digitale, la qualità è buona, è molto buona, e voi questa sera avremo la possibilità di ascoltare una selezione tratta dalla ripresa dell'ultima giornata del festival, non troviamo solo questi, perché nella serata, nel corso della serata, erano presenti anche altri poeti che erano sconfinati dalle serate precedenti, perché appunto non si era riusciti a farli recitare, e quindi abbiamo personaggi molto importanti, come Ertacciano, che abbiamo citato prima, che troverete nell'albero numero 1. All'ingresso c'è la scaletta, se lo amate, intorno a ogni albero troverete la didascalia con le voci che ogni albero emette. E l'idea appunto di mettere queste voci dei poeti all'interno di un giardino, no? Cioè assegnando
la voce di un poeta o di più poeti a un albero, perché la custodissero, la diffondessero, la interpretassero, no? Una forma diciamo di riproposizione di quel materiale in un contesto assolutamente diverso, perché anche se naturale, allo stesso modo, no? Perché là c'era il mare, c'erano le masse, c'era questa forma di aggregazione polare, no? Qui c'è una fruizione non di massa, individuale, ci sono dei soggetti vivi che sono gli alberi, c'è la libertà di percorrere, diciamo, lo spazio d'ascolto in modo assolutamente casuale, come uno desidera fare, quindi se non si stanca di ascoltare una poesia passa a quella successiva, oppure se lo ascolta tutte, ogni poesia durano più di 7 minuti e quindi in realtà c'è la possibilità, circa un'ora di ascolto, di poter ascoltare tutte quante. Io vi auguro un buon ascolto, le postazioni sono già attive, quindi buon ascolto di questa esperienza di alberi poeti. Se volete prendere la scaletta prima di entrare nel giardino. Io, ringraziando Nino e tutti voi, vi saluto con queste 4 parole di Simone Carella, a cui è dedicato almeno una parte di questa serata per quanto mi riguarda, questo grande amico e grande genio del teatro e dell'esperienza di Roma, un genio di Roma proprio, che diceva anche proprio poco prima di cominciare il festival, prima che tutto cominciasse, fu chiarissimo e profetico, parole che adesso più che mai liberano Castelporziano da questa immagine anacronistica, forse storicizzata, quando dice questo, e vi lascio con queste parole, poi entriamo tutti nel giardino di Nino. Il poeta è l'immagine viva della poesia. L'idea del festival è nata dagli avvenimenti, stava per strada, l'abbiamo raccolta. Poeti portati ad affrontare un pubblico di massa indipendentemente dagli schieramenti artistici, di correnti, dai giochi di mercato. Lo scambio delle esperienze è la parola chiave. Questo diventa spettacolo, sì, certo, anche. Non sapeva ancora fino a che punto. Ma è inutile tentare di sostituire una categoria con un'altra categoria. La poesia prima esprimeva l'animo umano, o la luna, o la luna. Quando questo non vale più, allora la poesia diventa spettacolo. No. La cosa importante è la natura della poesia. La natura della poesia è che è capace di parlare di quello che avviene, che supera pure lo spettacolo, come ha superato anche la sua motivazione, l'esprimersi poeticamente. Le poesie di Orlowski, per esempio, si riferiscono a storie sull'energia dolce, perché lui fa il botanico, pianta nell'orto dei vegetali che usa come combustibile organico. Poesia come lingua, che ha istanza di liberazione, capace di contenere i linguaggi che si scrivono sui giornali. Noi crediamo si possano comprendere i comportamenti esplodenti in una lingua, nella lingua della poesia. Grazie a tutti voi. Ci sono 8 alberi sonorizzati che aiuteranno anche nelle luci.